Io quando mi sono recato qua purtroppo la barca, come vedete voi, aveva già mollato gli ormeggi. Ho sentito i ragazzi, hanno vissuto una notte d'inferno perché alle 2:30, all'1:30, 2 hanno cominciato a mollare gli ormeggi e come da buoni marinai si fa, si sono ospitati sulle altre barche, si sono messi tutti sulla barca più grossa fino a quando hanno cominciato a mollare la prima barca, poi la seconda, la terza. Qual è la barca su cui lavorate? Questa qua, questa barca a vela qua. E purtroppo la vedete anche voi, adesso è arenata lì. Cosa bisogna fare adesso? Adesso bisogna fare, purtroppo il problema sarà innanzitutto per i posti di lavoro di tutti questi ragazzi. Il porto ha ceduto, davanti al mare, una volta gli anziani dicevano che davanti al il mare non si ferma, quindi lì purtroppo queste calamità naturali sono cose che uno se le aspettava, però se uno sente forza 8, forza 10 il mare, dice sì, ok, però magari tante volte che quei bollettini meteo non se l'aspetta, invece purtroppo stavolta è arrivato quello che non si è riuscito a fermare. Purtroppo bisogna ringraziare prima di tutto il sindaco di Rapallo che ha fatto un gran lavoro bloccando, non facendo più entrare nessuno, la capitaneria che non ha più fatto entrare nessuno sulle barche, il porto è chiuso. Fondamentalmente non facendo più entrare le persone dentro le barche, le cose del genere. Chi c'era è stato salvato comunque dai pompieri che hanno fatto un gran lavoro e quindi fortunatamente non ci sono state vittime, che quella è la cosa più importante. Le barche purtroppo si rifaranno.